giornata natalizia, e badate bene, dico natalizia perché questa puntata di Target supplisce anche a quella di Natale. Quest'anno il Natale è di mercoledì e quindi non ci sarà la puntata natalizia, quindi oggi e fino alla fine del 2019 dovete gustarvi questa puntata. È un anno che è volato via proprio velocissimo, devo dire che è uno dei miei 60 anni più veloci. E lo dico sempre, il tempo è una percezione personale, le ore che segna il nostro orologio biologico a volte non corrispondono con quelle che in realtà sono i tempi tradizionali e ufficiali. E quindi diciamo che ognuno di noi vive e attraversa un periodo in maniera più veloce o più lenta. Noi ci ritroviamo ancora una volta dentro le vostre case e speriamo ospiti graditi per proporvi la nuova puntata di Target su Televideo Agrigento, il digitale terrestre LCN 92 in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale, e naturalmente poi ci vedrete anche in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, e la puntata è inserita nel canale YouTube della nostra emittente televisiva per poterlo vedere e rivedere, condividerlo con gli amici che magari hanno veramente piacere di vedervi. Come al solito, come succede credo più da oltre 10 anni, non abbiamo più fatto i conti perché come insomma senza soluzione di continuità il nostro programma vi propone ogni settimana delle piccole e grandi realtà del nostro territorio che spaziano dalla scuola alla cultura, alla musica, allo sport, il volontariato, la politica, insomma tutto quello che è giusto amplificare con il canale televisivo, renderlo partecipe a quante più persone possibili. Oggi, come succede raramente in realtà, abbiamo anche un ospite speciale che poi vi presenterò e capirete il perché della sua specialità anche durante la puntata, perché vi proporremo delle sue performance. Allora, dicevo, ospiti come al solito che vi parleranno delle loro iniziative, di quelle che sono le proposte del territorio e soprattutto anche in periodo natalizio, perché no, per poter cercare di trascorrere un pomeriggio o una serata diversa. Iniziamo subito dalla mia sinistra con il presentarvi Giuseppe Cioppino Crapanzano. Lui è il presidente, il fondatore della Cioppi Group Events, è anche il direttore artistico di una rassegna teatrale che si tiene al Teatro San Francesco di Favara. Proseguiamo con Angelo Airo Farulla, che assieme ad altri amanti della mitica due ruote ha formato il Favara in Vespa, questo club di amanti della Vespa. Proseguiamo con Federica Terrasi, lei è la responsabile di Unipegaso della sezione di Agrigento. Proseguiamo con Giuseppe Chiapparo, è il presidente della consulta giovanile sabettese della ridente cittadina di Santa Elisabetta. Poi c'è Alessandro Caramanno, lui è un maestro di karate ma è anche un mago prestigiatore alle Magic, nonché non lo so se è lui che comanda oppure se hai che lo guida, il padrone, ma è brutto dire padrone, insomma, diciamo l'amico di AI, quello splendido esemplare di Akita Inu che adesso Giuseppe andrà a inquadrare, che da più di un'ora che è qua e adesso si è un po' stufato e ha detto sì, mi faccio un po' di pennichella, ma non so perché lui è vigile, vero Alessandro? Il microfono. È vigile, anche se fa finta di dormire tutto, sì, o di sonnecchiare, sta sempre attento a tutto quello che succede. È pronto al comando. È pronto al comando. Questi sono i nostri ospiti e proprio insomma vorrei partire con Alessandro nel presentarci AI. So che lui potrebbe anche parlare, però ha preferito di no. Chi è AI, Alessandro? AI è una Akita Inu, che è un cane giapponese scelto da me come razza perché lo volevo da tantissimi anni, perché essendo maestro di karate è uno dei sogni di un marzialista avere un Akita Inu.
perché sono dei cani abituati appunto alle arti marziali, alla meditazione, quindi sono dei cani silenziosi, hanno una loro particolare movenza, molto simile al samurai, no? Tant'è che erano cani dei samurai e hanno preso molto da loro perché hanno 10.000 anni di storia giapponese. Noi siamo, diciamo, abituati a vedere nell'immaginario collettivo l'Akita Inu color miele fulvo, insomma quello Esatto, del del film film. con Richard Gere, che non Hachiko. sfugge il nome. Hachiko. Hachiko, ecco, perfetto. Hachiko sì, era un cane fulvo. C'è il manto che cambia, no? Cambia il manto, poi ci sono i bianchi come Ai, che è bianco, e poi ci sono i tigrati, che sono bianchi e neri. E il più famoso è quello fulvo appunto del film, perché dopo il film di Richard Gere c'è stata una richiesta esagerata di Akita Inu, perché molti hanno voluto avere a casa questo esemplare, che è realmente poi così come si manifesta nel film, esattamente, senza dubbio. Quindi diciamo che la finzione, la trasposizione cinematografica di una vicenda realmente accaduta è stata secondo te fedele, insomma, a quella che era la realtà? Sì, 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 assolutamente sì, anche perché la storia io la conoscevo già da alcune letture che avevo fatto, l'hanno ridotta in semplice in un film, però è abbastanza vera, è reale. Questo cane ha atteso appunto per 10 anni il padrone alla stazione dei treni, sin quando poi è morto nell'attesa. Poi parleremo insomma del tuo rapporto con AI e delle cose che AI riesce a fare, sembra con molta facilità e magari ci sarà un lavoro dietro naturalmente, Esatto. vedremo anche dei filmati e dei video. Ci spostiamo dall'altra parte del nostro studio con Giuseppe Cioppino Crapanzano, una gradita presenza e un ritorno a Target. Rassegnati, siamo arrivati alla quarta edizione. Alla quarta edizione, sì. E Rassegnati ormai ha preso piede, diciamo, nel campo teatrale, nel panorama artistico regionale e non solo, devo dire, in quanto dopo 4 edizioni, grazie alle presenze di professionisti e di compagnie di un certo spessore, ha attirato l'attenzione di diversi produttori teatrali, di diverse compagnie. E il cartellone insomma non ha nulla da invidiare magari con teatri più rinomati nel panorama siciliano, ma Cioppinello, io ti vorrei fare un po' un viaggio nel tempo indietro, proprio 5 anni fa, ovvero prima della prima edizione. Come nasce l'idea di fare una rassegna a Favara? Ma penso che cioè, in ogni comunità, in ogni paese, in ogni città ci debba essere una chiesa, una caserma, un municipio e ci deve essere pure una rassegna, un teatro che Per funziona. fortuna noi abbiamo una struttura, Ma quello, Cioè, sì. era stata chiusa per un po' di tempo, però la struttura teatrale c'era presente. Chiaro, però una struttura senza un'organizzazione, cioè che il fai? teatro, se il teatro vive, il paese sogna, si dice. E così è stato, abbiamo dato vita a questa rassegna e fortunatamente devo dire che è arrivato tanto successo. E tu, oltre a essere direttore artistico, poi man mano negli anni ti hanno coinvolto anche come attore. E vabbè, questa è una passione che coltivo da piccolo, queste cose poi tu ci vai dietro, ma arrivano quando meno te l'aspetti, conosci gente, conosci professionisti, e queste cose arrivano. Sì, ho partecipato in 2 film, un lungometraggio di produzione indipendente dal titolo Sulamuri, che è tratto dalla Lupa di Verga, per la regia di Giovanni Volpe. Questo è un film ambientato nei primi del Novecento. Mentre la mia esperienza cinematografica è a fianco di Pippo Franco con un'altra produzione indipendente, devo dire, di Colata Lavica, un'associazione catanese che opera nel catanese, dove mi hanno coinvolto, mi hanno affidato un ruolo, devo dire, importante, di primaria importanza, però come presenza nel film vero e proprio, l'apparizione alla fine. Se ne parla durante tutto il film, però l'apparizione è alla fine del film. Parleremo di entrambe le cose, insomma, del tuo ruolo di direttore e anche di attore. Proseguiamo col conoscere Angelo Airo Farulla, presentandolo dicendo Favara in Vespa, e quindi già la presentazione è fatta, cioè l'amore per questa mitica due ruote, Angelo. Abbiamo detto già tutto già con il nome, Favara in Vespa. Bene, noi diciamo che è una piccola associazione formata da appassionati delle due ruote, però da sempre il nostro obiettivo è stato quello di trasmettere a chi ci guarda da fuori
quello che noi riusciamo a fare utilizzando il mezzo non come un solo mezzo di trasporto, ma organizzando queste manifestazioni, non solo sportive ma anche solidali e culturali. Quindi associate l'amore per la Vespa al vostro grande senso civico di cittadini, e anche non solo con la Vespa a due ma anche la Vespa a tre ruote. Sì, no? sì, abbiamo la anche Ape a tre ruote. la famitica Ape a tre ruote che la utilizziamo per le grandi occasioni. La sfruttate, la sfruttate. sfruttiamo Io ne per so le grandi qualcosa occasioni. perché durante il Virtual 5.30, la passeggiata organizzata in tutto il mondo, quest'anno si è tenuta a giugno, proprio io sopra il cassone Dell'Ape a tre ruote di Angelo siamo stati nella prima pagina Ha fatto il giro del mondo quella foto. Il giro del mondo del giornale di 5.30, e te l'ho detto Angelo che c'è Sergio che ci vuole a Londra, insomma. Sì, sì, quando vuole noi siamo pronti a partire, in Siamo qualunque pronti a occasione, partire. non ci sono problemi, nessuno Bene. ci ferma. Parleremo delle vostre iniziative, di quelle fatte, di quelle da fare. Conosciamo anche gli altri ospiti. Federica Terrasi e l'Unipegaso è una delle belle grandi realtà nel campo della università telematica qui ad Agrigento. Federica. Sì, l'Università Telematica Pegaso è la prima università telematica in Italia. Abbiamo più di 80.000 studenti e più ormai 70 sedi in tutta Italia. La sede di Agrigento è appunto presso il Palazzo Borsellino di Agrigento, quindi proprio nel cuore del centro storico di Agrigento, quindi sulla via Atenea. E da diversi anni, insomma, che le università telematiche hanno preso piede. Sopravvento, sì. Non lo so, camminano forse di pari passo, no? Prima noi avevamo l'enciclopedia che andavamo alla biblioteca oppure nei centri culturali per andarla a consultare, adesso abbiamo la biblioteca online. Prima si andava all'università, diciamo, fisicamente, adesso c'è anche l'università online. Sì, proprio nasce proprio l'università per chi lavora, per chi diciamo non ha tempo di seguire le lezioni in presenza, quindi nelle università appunto statali, e quindi ci sono delle video lezioni registrate all'interno di una piattaforma, e quindi in qualsiasi momento della giornata lo studente si può collegare e studiare appunto le lezioni. Bene, poi parleremo... venire in presenza Prego, sì. nella nostra sede appunto ad Agrigento a fare gli esami. Certo. Parleremo della vostra offerta formativa, insomma, Sì. di quello che offre agli studenti. Conosciamo anche Giuseppe Chiapparo e la sua consulta giovanile sabettese, dove appunto sabettese è Santa Elisabetta. Giuseppe. Sì, si tratta di un'istituzione nuova a Santa Elisabetta, quell'istituzione che raccoglie tutti i giovani dai 15 ai 30 anni e che collega questa fascia della popolazione all'amministrazione comunale. In particolare la consulta giovanile supera qualsivoglia tipo di associazione. Noi siamo un'istituzione a tutti gli effetti e il nostro intento è quello di farci portavoce, insomma, di quelle che sono le istanze, i disagi, le proposte, le iniziative che provengono dal basso e quindi da questa fetta della popolazione, per far presente tutti questi elementi all'amministrazione comunale, amministrazione che peraltro A prescindere dal colore, insomma, no? Non c'è un rapporto politico, ecco, c'è un rapporto tra cittadini attivi e amministratori governanti. Esatto, la natura della consulta giovanile è una natura assolutamente apartitica e quindi a me piace sempre ribadirlo, all'interno di una consulta giovanile non si fa politica ma si crea politica, e quindi un'occasione per maturare un pensiero, per confrontarsi con altre idee e con altri giovani, e quindi è solo dalla sintesi di tutte le diverse istanze che provengono dalla popolazione giovanile che insomma si realizzano le più grandi cose. Bene, poi parleremo insomma delle vostre iniziative, di quello che avete proposto e di quello che c'è in itinere in questo periodo natalizio. Ritorniamo ad Ai e ad Alessandro. Diceva prima la scelta voluta di questo suo compagno proprio per la passione anche per il Giappone e le arti marziali. Le arti marziali sono seguite, Alessandro? Microfono. Negli ultimi anni tantissimo, tra l'altro c'è una presenza elevata rispetto agli altri anni appunto di bambine e ragazze, anche donne, quindi comunque tutte le età, partiamo dai 4 anni
e oltre, sino ai 60-65, quindi è abbastanza praticato già in tutta Italia, ma anche qui da noi, a Favara, a Villaggio Mosè, nelle mie 2 palestre, una seguita da mio fratello, un'altra da me a Villaggio Mosè, abbiamo diverse donne, bambine e ragazze che vengono. Possiamo sfatare l'immaginario, almeno per quelle un po' della nostra età, dalla Cina con furore, insomma, cos'è? C'è l'arte marziale finalizzata al benessere del corpo, dello spirito, all'attacco, alla difesa, o c'è un po' di tutto? Allora, l'arte marziale per eccellenza ha un po' di tutto, infatti da noi si dice la via del Budo, quindi è una vera e propria via di crescita, quindi l'arte marziale non è vista come mi difendo soltanto. È un pensiero filosofico. Sì. All'interno sì, un pensiero filosofico buddista, zen, che si avvicina molto anche all'ambito di ciò che è la meditazione yoga, che esiste ormai oggi in Occidente un po' ovunque, no? Praticata. Ma già nel karate esiste da tempo, quindi la concentrazione, quindi il rispondere adeguatamente all'invito che ti viene fatto, che sia verbale o fisico, quindi avere quella pausa che ti permette di rispondere adeguatamente, quello è il karate. Ma noi diventeremo, comunque i tuoi atleti diventano tipo Jean-Claude Van Damme oppure Steven Seagal, oppure magari si fermano Scherzi un po' a parte, una buona fetta di loro sì, assolutamente. Ho dei bambini piccolissimi già di 8-9 anni che fanno la spaccata, i calci volanti, quindi naturalmente iniziando da piccoli il fisico è più portato poi a essere elastico, no? Alcuni vengono a 40 anni, 50 anni e quindi il lavoro è un po' più difficile, ma si arriva, anche se non è quello il fine. Le spaccate tu le fai, sì. Come no? Certo, mi spacco tutto proprio. La mattina sì. Mi spacco la schiena, quello sì, al lavoro. Non abbiamo... meglio infatti, sì, nel fisico. Alessandro, ritorniamo allora all'amore per l'Akita-Ino e questo tuo compagno che ormai siamo a quanto? Un paio d'anni, un anno, che età? Allora, io esattamente ieri ho fatto un anno fa che l'ho preso, lui aveva 3 mesi, l'ho preso con me un anno fa, da un allevamento di un allievo. Lui è stato da subito, si è fatto notare da me per le sue capacità intellettive e di ascolto, quindi l'ho notato subito che aveva una marcia in più e quindi lo aiuta in questa sua capacità. Non lo stresso addestrandolo, diciamo che i primi mesi l'ho semplicemente addestrato tramite 2 istruttori a fare le cose basilari, ma poi tutto quello che lui fa oggi è veramente lui, naturale. Noi abbiamo visto dei video e ti abbiamo pregato di portarli, che adesso fra un po' poi lo dirò a Piero di mandarli in onda, dove si vede che come se una spontaneità, ecco, non c'è una costrizione. No. Ho notato questo io. Non deve esserci una costrizione perché altrimenti diventa una cosa automatica, non è più una cosa bella da vedere, non bisogna forzarli in queste capacità che vanno oltre il loro essere cani, diciamo, no? Però tenere una Akita in appartamento è un po' difficile o... Allora, se i primi mesi è osservato bene, gli si fa capire bene le regole, è come non averlo a casa, non sto scherzando, quindi non fa rumore, non abbaia, non sporca, non si mangia le cose, non fa puzza, anzi l'Akita è un cane che fuma. Ma vediamo che anche qui, diciamo, no, assolutamente. Si mette lì nel suo angolino, forse un po' sonnecchiato. Lui capisce che non è il suo momento e quindi dice me lo fa fare, io mi sto lì seduto così rilassato a dormire, vero Ma mi ha detto che fa delle lezioni anche lui di karate? Lui viene a karate, è amato dai bambini, asci qua. Ok, bravo. Lui è amato dai bambini, vuoi dire qualcosa? No. Arriveranno a parlare forse. È amato dai bambini, quindi figuratevi che si vede la lezione, ogni tanto vede fare ai bambini gli addominali e li fa pure lui, i calci che noi eseguiamo di seguito ne facciamo tantissimi, lui ogni tanto lo vedi che con la zampa fa così, è molto attivo, poi hai i suoi momenti dove dici vabbè basta, mi annoiate, avete fatto troppi pugni, troppi calci, mi siedo, però è lì sempre presente a tutte le lezioni, sia bambini, ragazzi che adulti. So che tu ci hai preparato una selezione proprio riferita al suo amore per il karate? Assolutamente sì. Che cosa vedremo adesso? Allora, vedrete diversi momenti di lui appunto nel dojo di karate dove improvvisamente esegue delle tecniche o fa delle cose, quindi io ho sempre il telefono a portata di mano, quando lo vedo che si attiva sta facendo qualcosa di anomalo. Anomalo perché non è normale vederlo fare. Possiamo vederla allora, Piero, se vuoi mandare il primo contributo video di AI qui a Target, grazie.
Io non ci riesco. Allora, parlo di tua testa. Che sei bravo! Che sei bravo, che sei bravo! Cioè, ma questo a 4 anni, cioè, un anno già, dico a 4 anni, chissà cosa farà. Bravo, 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 bravo. No, dobbiamo dire che in realtà li fa a comando, ma perché li recepisce, no? Perché li fa propri, insomma, quei gesti. Assolutamente. Sempre sì. il microfono, Alessandro. Sì, scusami. Lui se lo vuole prendere, tu no. Pensavo di avere... lui è un imitatore, quindi ho notato questo. Gli piace osservare, ha i suoi momenti di imitazione, anche dei movimenti normali che noi facciamo, dei gesti che facciamo. Fa una cosa insolita che ultimamente gli vieto, tra l'altro che lo guinzaglio alla cintura di sicurezza della macchina, perché lui vuole guidare la macchina. È un'idea sua. E non ti pigliano la multa. Assolutamente, quindi Se io no, glielo... dovresti andare a una scuola guida a prendere il brevetto, insomma. Quindi glielo faccio fare io, diciamo, in una zona secondaria quando vado al boschetto a portarlo a farlo correre. C'è una zona di campagna dove per qualche metro gli faccio provare il manubrio e lui va veramente, diventa felicissimo di questa cosa. Io te l'ho detto in privato e questo dente me lo devo togliere anche in pubblico io, perché anche su indicazione di mia moglie, che è un'animalista convinta e proprio... Insomma, mi dice che ti segue su Facebook e sui video che mandi, insomma, quando io metto mi piace, dice, ma non è che lo sta troppo antropizzando a sto cane, Alessandro, no? Allora, io sono contrario a questa parola, nel senso che sono contrario a chi appunto fa questo, quindi non è esattamente così. Diciamo che se io lo costringessi a fare delle cose anomale, ogni giorno Tipo lo terrei gli ore. animali del circo, ecco. Per esempio, gli animali del circo dove ti devono eseguire delle cose. Per esempio, ecco, ti vengo insieme in questa cosa qua. Mi ha invitato un mio carissimo amico mago, famoso in Italia, a fargli fare un numero di magia a lui insieme a me. Allora ho provato, ma siccome ho visto che è abbastanza stressante per lui, ho lasciato perdere. Quindi le cose che lui fa le fa in maniera naturale, quindi non sono cose che io gli sto lì a dire lo devi fare perché se no non facciamo, che non lo so, visualizzazione oppure non è bello, no. Oppure non ti do a mangiare. Oppure non ti do a mangiare, è assolutamente no. Quindi tutto quello che di lui si vede è veramente naturale e senza nessun tipo di sforzo o di addestramento particolare. Bravo Ai e bravo Alessandro. E Federica, facciamo un corso per Ai, pure, magari Sì. lui Apriamo un all'università master. si potrebbe anche trovare bene, no? Facciamo fare un master. Un master. Allora, parliamo di Unipegaso, dicevo l'università telematica di facile accesso, seguire le lezioni in differita, insomma, in video, favorisce anche gli studenti. Qual è la vostra offerta formativa? Sì, la nostra offerta formativa è molto ampia. Abbiamo la facoltà di giurisprudenza, che è l'unica a ciclo unico, economia aziendale, ingegneria civile, scienze dell'educazione e della formazione, scienze turistiche, che è importante comunque anche per il nostro territorio, e scienze motorie. Poi abbiamo anche master di primo e di secondo livello, corsi di alta formazione, diamo anche la possibilità di effettuare il pacchetto dei 24 CFU e degli esami singoli che servono proprio per l'insegnamento, sì, per inserirsi, diciamo, nei concorsi pubblici. Posso farti una domanda cattiva come ho fatto con Alessandro? No? Nell'immaginario collettivo l'università telematica viene vista come una laurea un po' di serie B. E invece no, è una laurea è l'impegno riconosciuta. personale che poi ci mette ognuno. Certo, no? noi diciamo le dispense diamo tutto il possibile per arrivare all'obiettivo, quindi diamo tutto il materiale, poi dipende dalla preparazione ognuno che vuole mettere, questo succede sia nelle università telematiche che nelle università statali, Se uno in base alla preparazione. Il classico 18 certo, a Bonnet, sì, perché si deve superare un test, quindi uno scritto, quindi si deve fare un minimo di 18 con un massimo di 30, quindi il voto diciamo che lo decide lo studente in base alla preparazione che mette. Dicevi tantissime persone iscritte, tante sedi in Italia, avete fatto un rapporto magari di persone che si iscrivono e poi lasciano perdere gli studi oppure lo completano in un periodo un po' più lungo rispetto a quello che è il corso? Sì, diciamo che la nostra offerta formativa è non solo per i neodiplomati, ma anche per le persone che magari tralasciano il loro percorso a metà, magari dopo anni magari riprendono gli studi con noi. Quindi magari facciamo le prevalutazioni e le indirizziamo appunto al percorso più adeguato alle loro esigenze.
quindi anche per alzare di grado all'interno Si del arriva lavoro. alla laurea negli anni già prefissati o sempre qualche mesetto si sfora un po', insomma? Dipende dalla persona. È una laurea triennale che poi ha anche la specialistica, quindi ogni percorso nostro ha la specialistica, di solito si finisce diciamo in tempi perfetti. Poi, come dicevamo all'inizio, è l'impegno personale. Certo, l'impegno personale. Qual è il corso più gettonato da voi? Al momento scienze motorie. Sarebbe l'ex ISEF, diciamo, sì? Più o meno. Più o meno. Diciamo che molti vogliono Professore accedere di educazione fisica, sì, diciamo, ecco, ecco, così. proprio così, sì. Anche scienze dell'educazione e della formazione, una laurea abbastanza gettonata, giurisprudenza, diciamo un po' tutte. Naturalmente l'impegno, come dicevamo all'inizio, è personale. Secondo te perché uno dovrebbe scegliere un Ipegaso? Qual è la marcia in più o l'offerta in più che voi date? La marcia in più che noi diamo è che nello stesso tempo che lo studente studia può anche lavorare, quindi riuscire a mettere insieme il lavoro con lo studio, a conciliare appunto il lavoro con lo studio, che è importante, quindi magari portare avanti il proprio percorso con le proprie, cioè lavorando, comunque guadagnando. Certo, con i propri tempi. Con i propri tempi e anche con i propri soldi, ecco. Soprattutto. Bene, io credo che sia importante questo percorso perché apre un po' a una platea più ampia, no? Certo. Di persone. Alcuni magari lo potrebbero fare non tanto per lavoro, ma anche per una cosa personale, interesse personale, sì, per sì, infatti il proprio patrimonio nozionistico e culturale. Sì, infatti la maggior parte, ci sono anche persone che ovviamente per arrivare appunto a questo obiettivo ci scelgono anche solo per non un'esigenza, un qualcosa di personale per arrivare appunto al giorno della laurea. Mi fa piacere vedere anche insomma, che persone giovani come te si impegnano in questo settore. Agrigento è inserita nel contesto nazionale, i numeri della nostra città rispetto alle altre sedi sono in ribasso, in aumento? Sono in aumento. Fortunatamente. Se noi siamo presenti fisicamente nel Palazzo Borsellino da marzo, quindi già i numeri sono abbastanza, perché essendo comunque anche nel cuore del centro storico, una delle università molto gettonate e quindi comunque abbiamo un riscontro positivo. Partecipa alla vita della città normalmente. Angelo, a proposito di partecipazione, avete coinvolto tutta la città, insomma, non c'è stato o attività commerciale o anche semplici cittadini che non hanno detto che io devo dare una cosa ai Babbo Natale in Vespa. Che è successo in questa settimana trascorsa? Quest'anno è giunta ormai la quarta edizione di Babbo Natale in Vespa. Il Babbo Natale in Vespa non è altro che una raccolta di viveri destinata alle famiglie bisognosi della nostra città. Grazie comunque ai time tam e i vari passaggi sui social e quant'altro, quest'anno abbiamo ottenuto un ottimo risultato, ma non solo noi, perché dopo 3 anni di organizzare sempre la stessa manifestazione ci sono state 2 bellissime associazioni che hanno aderito con noi collaborando alla raccolta. Parliamo praticamente dei Frati Girranes e dei Favara Rangers, che ormai sono diventati famosissimi. Sono diventati famosissimi. Quest'anno diciamo che loro hanno dato una marcia in più rispetto alla... Loro investono loro a piedi. Scherzi a parte, come ogni anno organizziamo la raccolta già a fine, quasi intorno al 20 di novembre. Pubblichiamo allo stesso tempo, nel momento in cui pubblichiamo questa grande manifestazione, che ormai è diventata istituzionalizzata, ogni anno l'8 di dicembre ci aspettano tutti, dai bambini ai nonni, col sacchetto pronto, il pacco pronto, la foto con Babbo Natale, è diventata... dei video, mannaggia, mi sono dimenticato di dirtelo. Okay. Comunque si possono vedere sui social. Sì, sui social c'è tutto, quindi basta andare anche nella pagina Favara in Vespa, vedete tutto, quindi di tutto e di più. La cosa, stavo dicendo proprio, bellissima di quest'anno, che a differenza degli altri anni abbiamo visto una presenza massiccia di bambini. Cioè i bambini che aspettavano noi col dono in mano, cioè anche le ludoteche, gli asili nido, le scuole dell'infanzia. La cosa bellissima è stata quando una mattina ti sente arrivare una chiamata: ciao Angelo, magari riuscite a venire da noi oggi pomeriggio per fare un momento di aggregazione insieme? Ci sta l'aggregazione, anzi è un punto di forza per noi quello dell'aggregazione, così la gente che ci vede capisce che quello che facciamo lo facciamo veramente con spirito e con voglia di fare.
Ogni anno abbiamo la partecipazione anche di Don Marco Damandi. Don Marco Damandi è il parroco della chiesa San Di Pietro e Paolo, dove lui ci accoglie con una bellissima festa, proprio la chiamiamo festa, perché lui è quello che ci sprona a fare sempre di più. Poi tra Don Marco e Don Giuseppe D'Oriente, che è il nostro arciprete di Favara, loro si occupano della distribuzione e della raccolta che noi abbiamo fatto. Chi è che dona in generale? Sapete, ci sono tante raccolte finalizzate alla ricerca, l'AERC, Teleton, l'IRA, eccetera, eccetera. Vuole avere veramente la sicurezza che questo sacrificio, tra virgolette, insomma, della piccola o grande donazione che sia, vada realmente a buon fine. Voi questa sicurezza la potete dare? Noi la diamo perché non ci occupiamo noi della distribuzione, assolutamente non vogliamo sbagliare, anche perché non conosciamo a chi va a finire, quindi onde evitare questo portiamo tutti in chiesa. Poi la chiesa distribuisce alle 10 comunità presenti sul territorio, ognuno in base alle loro esigenze, quindi la chiesa sa a chi destinare. Chi ha bisogno realmente. Sì. E poi una cosa bellissima che facciamo ogni anno è che oltre alla raccolta abbiniamo un concorso. Il concorso è fatto un selfie con Babbo Natale. Questa cosa quest'anno, scherzando, ci sono delle foto che raggiungono quasi 700 like. Per noi diciamo che è un ottimo risultato. Quindi chi ha più mi piace, chi ha più mi piace vince un premio, un piccolo premio rappresentativo proprio della manifestazione. Non lo sveliamo perché il concorso si chiude il 24 di dicembre, proprio alla vigilia di Natale. A mezzogiorno chiudiamo, diciamo, E non possiamo dire che premio è. È un premio molto particolare, si abbina al nome. Si abbina al nome di Babbo Natale in Vespa, quindi è evidentemente Santa Claus dal Polo Nord lo fate scendere qua. L'anno scorso diciamo che abbiamo comprati 3 premi uguali. L'anno scorso già è uscito fuori il primo, quindi in questo momento si trova in un noto bar di Favara che ha ottenuto decisamente più like rispetto a tanti altri. Quest'anno ti devo dire che si giocano proprio il concorso delle scuole dell'infanzia. Ci sono delle bellissime foto con tanti bambini che vedere magari così, magari spiegandolo uno non crede, diciamo, a quello che noi stiamo dicendo, ma noi che abbiamo vissuto questo momento, cioè quando noi siamo arrivati lì con la famosa ape a 3 ruote e alcuni ragazzi con la Vespa, avendo quell'appuntamento che loro aspettavano con Babbo Natale, quindi la letterina che ci consegnavano e abbinavano la letterina e il dono, diciamo che noi abbiamo fatto il nostro, ma realmente noi abbiamo fatto sorridere quei bambini in quel momento, ma loro con il loro gesto stanno dando la possibilità di far sorridere tanti altri bambini che in questo momento ne hanno veramente bene, bisogno. Bravi Babbo Natale. E come numeri, Angelo? Come numeri sì. Allora, funziona così che il giorno della consegna, che è avvenuta l'8 di dicembre, ogni anno si presenta lì l'area Caritas della nostra città. Loro fanno un inventario di tutto quello che è raccolto e ci danno a noi comunicazione di cosa abbiamo fatto. Volendo possiamo anche decidere se noi vogliamo dare qualcosa a noi direttamente o distribuire in parti uguali. Questo noi continuiamo a ribadire che non ci interessa nessun tipo di distribuzione, non ci vogliamo occupare. La Chiesa sa cosa fare e se ne occupano loro. Quest'anno, per dire degli numeri così, che già sono consolidati e quindi confermati, c'è un elenco scritto, abbiamo raccolto più di 500 kg di pasta, 300 bottiglie di passate di pomodoro, di tutto e di più. Una cosa bellissima che ci tengo a dire è che quest'anno abbiamo ricevuto un dono da parte da una persona fuori Favara, che durante una mattinata, mentre mi recavo al lavoro, mi emoziona dirlo perché è una cosa a cui ci tengo a dire. Evidentemente qualcosa di bello. Sì, qualcosa di bello, qualcosa di unico. Ricevo una chiamata mentre vado al lavoro, mi dice: sai Angelo, io ho preso dei doni da donare a un bambino perché a mio figlio, che oggi non c'è più, gli piacevano i supereroi. Io lo racconto e mi viene mi emoziona a dirlo. Quindi l'ha dato chi me l'ha dato, come se l'avesse dato a suo figlio. Sì, infatti questa cosa, diciamo che in quel momento mi sono subito bloccato per un po' perché non sapevo cosa dire. Mi ha fatto giustamente onore, quindi capire che questa persona ha visto in noi, che ha creduto in noi, in quello che abbiamo fatto in questo periodo. Giustamente in questi risultati non è che si arriva in un mese, questa è la quarta edizione, sono 4 anni che lo organizziamo. Una preparazione, sì, giustamente. Quando io ho ricevuto questi piccoli giocattoli, cioè queste erano proprio dei giochini, dei supereroi,
La mamma, diciamo, di questo ragazzo che oggi non c'è più mi dice consegna questi doni a qualcuno e digli che diciamo questi supereroi erano personaggi che piacevano tantissimo a mio figlio. Dico, a dirlo mi viene la pelle d'oca, mi emoziona. Ci emoziona anche noi. Bravi, bravi i Babbo Natale in Vespa. Allora Giuseppe, dicevamo questa collaborazione, questo pungolo della consulta giovanile con l'amministrazione, ma anche proposizioni reali, perché voi per questo Natale insomma, che state preparando delle belle cose a Santa Elisabetta. Sì, diciamo che la consulta giovanile vede come primo impegno ufficiale il Christmas Expo 2019. Si tratta di un'iniziativa particolare perché vede il coinvolgimento di tutta quanta la cittadinanza. Già a partire dal logo dell'Expo abbiamo cercato la collaborazione non so se Piero ha mandato in onda qualcosa. Ecco qua, questo è il programma. Ecco, sì. Già dal logo, per il logo noi abbiamo contattato un nostro scenografo, art director e grafico, Giuseppe Miccichetta, talento sabettese, che comunque ci sta accompagnando in questo bellissimo viaggio, il quale peraltro ha realizzato per noi e verrà installata in Piazza San Carlo una scenografia di pacchi regalo giganti. Si tratta di una scenografia altamente concettuale, dal momento che mira a simboleggiare la trasposizione in città di quella che può essere una normale casa, quindi una normale abitazione. Ecco che Christmas Expo 2019 si propone di coniugare l'arte all'iniziativa commerciale. Il nostro intento è un po' quello di valorizzare le attività locali e dei dintorni, quindi non soltanto produttori di Santa Elisabetta ma anche dei paesi limitrofi. Ora questo vuole essere però un volano per tutte quelle che saranno le iniziative future della consulta giovanile. Consulta giovanile che sin dal momento della nascita ha avuto come principale obiettivo quello di essere presente in tutti i settori della vita sociale. E quindi, forse a Santa Elisabetta viene un po' più facile, essendo che la cittadina è un po' più piccola, insomma. E invece è il contrario, perché quando è stato concepito il progetto di consulta giovanile, il 23 luglio di quest'anno, eravamo soltanto in 4, poi questo gruppo si è allargato, abbiamo insomma sondato la disponibilità di altri ragazzi ad abbracciare questo progetto. Quindi da 4 già oggi siamo a circa 40 e questo è sicuramente un grande risultato. 40 per Santa Elisabetta sono dei numeri importanti. No? È già un grande risultato per una cittadina piccola. Peraltro, sia per quanto riguarda l'evento del Christmas Expo, sia per quanto riguarda già prima l'istituzione della consulta giovanile, un grande spunto, o meglio un grande aiuto c'è venuto all'amministrazione comunale che ha subito sposato questo progetto, quindi contatti continui, un dialogo proficuo e sempre solidale con l'amministrazione, sicuramente ci porterà a fare grandi cose. Ci riuniremo poi in assemblea generale già alla fine di dicembre per le linee programmatiche del 2020 e uno dei tanti risultati che abbiamo raggiunto è già il fatto stesso di essere tra i soli 6 comuni in provincia di Agrigento ad avere questa istituzione. Accanto a noi vi sono Montevago, Sciacca, Santa Margherita Belice, Santo Stefano e Racalmuto, quindi in realtà che se da un lato si coordina a livello provinciale, dall'altro sono già sbarcati in regione con la futura consulta giovanile regionale. Infatti in Ars è stata approvata la legge istitutiva della consulta giovanile regionale che andrà a trasformare ulteriormente la già esistente assemblea delle consulte siciliane. È una cosa bella perché insomma giovanile è il nome, quindi sono dei giovani, dei ragazzi che si impegnano, si vogliono spendere per il proprio territorio, insomma non succede spesso, magari si è un po' presi dalle altre distrazioni, invece in questo senso civico vi fa veramente onore. Esatto, si tratta di un'iniziativa, comunque di un progetto che ci vede impegnati e che vede anche implementate le nostre competenze. Ciascuno di noi ha un'estrazione diversa, voi a livello politico, voi anche a livello prettamente culturale, sociale. Sì, si tratta quindi di una varietà ed è dalla ricchezza che poi viene fuori quello che alla fin fine è un punto in più e quindi un punto di favore per Santa Elisabetta e per il suo avvenire. Visto anche che stiamo cavalcando un'onda di grande entusiasmo all'interno di questo piccolo borgo. Infatti di recente è stata costituita anche la squadra di calcio di terza categoria, il Santa Elisabetta SD, e quindi sono tanti piccoli tasselli che contribuiscono a rendere Santa Elisabetta un paese migliore, un paese che deve scrollarsi alle spalle un fardello pesante che comunque ha accumulato nel corso del tempo per via di altri fattori. Bravi ragazzi, continuate su questa scia.
Giuseppe Gioppino Capanzano, già 2 appuntamenti, ho visto che su internet ci hai messo una X gialla per dire... Sì, questo lo faccio sempre, questo mi ricorda più che altro il calendario, cioè il countdown del servizio militare, cioè militare, non so se tu hai fatto il servizio militare, allora ogni giorno si metteva una X, ogni settimana una X più grande, una al mese e via dicendo, cioè accorciavamo il tempo. Ma non vede l'ora che finisse? Ma no, non vedo l'ora no, però dai, al momento in cui metto una X già mi tolgo un peso. 2 appuntamenti importanti, l'apertura con 2 grandi del panorama culturale e teatrale della Sicilia, Salvo La Rosa con Enrico Guarneri, che in maniera molto apprezzata, almeno da parte mia ma da parte di tutti, si è un po' scrollato addosso lo stereotipo del signor Litterio ed è diventato, qual è in realtà, un grande attore. Quello sì, ma noi, cioè io personalmente come molti altri lo conoscono come attore e drammatico, molti lo conoscono per via della popolarità televisiva, certo, che lo conoscono come... Esatto, ma in realtà Enrico Guarneri è un grandissimo attore, è un grande attore drammatico, io l'ho visto nelle vesti di Mastro Don Gesualdo e diciamo che è un'interpretazione forse unica, perché è veramente professionale, veramente, certo, poi veramente l'allestimento del teatro ABC di Catania, insomma, ma è una produzione, poi quest'anno diciamo che abbiamo avuto l'onore e il piacere di averli ospiti con il debutto di questa opera, perché è in calendario in diversi teatri italiani, però dico, noi abbiamo avuto la fortuna di vederlo per primo questo e spettacolo. come ho scritto io sul mio giornale, anche per la seconda serata, ovvero il Teatro Stabile Nisseno, c'è stata la prima della prima. Sì, hanno debuttato anche loro a Favara con un esperimento, chiamiamolo così, visto che loro come compagnia teatrale non si erano mai proposti con un musical, quest'anno hanno avuto il coraggio di sfidarsi con quest'opera meravigliosa. Io ho avuto il piacere di presentare l'apertura della 4ª stagione della rassegna e poi di essere comodo spettatore della Giara. È un musical, proprio hanno adattato la novella di Pirandello, però hanno inserito dentro anche gli altri temi classici pirandelliani, le maschere nude, i 6 personaggi in cerca d'autore, la pazzia della signora Portolano, la moglie di Pirandello. Un bel lavoro. Sì, un ottimo lavoro, direi, ha toccato un po' tutti i registri del teatro, poi abbiamo visto anche i ballerini, diciamo una coreografia professionale, merita veramente di calcare le migliori tavole dei migliori teatri, diciamo. Il tuo programma ha 12 appuntamenti, quindi anche un impegno economico notevole, insomma. Un rischio, ecco, lo chiamo così, ancora non capisco se quella mia se quello mio è coraggio o incoscienza, ecco, perché diciamo è stato programmato, strutturato un calendario che deve a forza fare sold out in tutti gli appuntamenti, perché alla fine non si riesce, diciamo, a coprire le spese se qualora capitasse qualcosa durante il tragitto di rassegna. Per chi non lo conoscesse, Gioppino in realtà non è un imprenditore, un già fida a fare l'imprenditore, io mi favo conto, no? Cioè, a me mi costa tanto teatro, tanto service, tante compagnie, totale 1000 e 1000 mi trase, basta. Non è esatto, quello. Ma dico, l'ho fatto più che altro per dare la possibilità. Come dicevamo, dico, anche qua con lo spirito veramente di servizio e di collaborazione e di sforzo per il proprio territorio. Per la ma non faccio altro, cioè, secondo me è giusto che io faccia così, perché alla fine sono il presidente di un'associazione a scopo di non lucro. L'associazione a scopo di non lucro parla proprio di questo, non ci deve essere lucro. Allora noi deve essere profitto. Ecco, quello deve essere una cosa fatta senza scopo di lucro. E devo dire che i cittadini di Favara hanno capito questo e ti seguono alla grande, e non solo di Favara. Ma questa è una grandissima soddisfazione, guarda, perché avere abbonati da Agrigento, Porto Empedocle, Canicattì, Aragona, Villaggio Mosè, dico, questa è una cosa che sinceramente mi riempie il cuore di gioia.
anche perché sempre in crescita questa cosa, vuol dire che hanno apprezzato, vuol dire che si fidano, apprezzano quello che noi proponiamo. Anche dovuto al fatto che il prezzo, diciamo, non è esagerato, è un ottimo... Non lo dire questo, non lo dire. No, perché non lo devo dire? No, nel senso che con l'abbonamento che tu fai pagare per 12 spettacoli te ne vai al Teatro Biondo o al massimo di Pagano due spettacoli, uno o due spettacoli e gli altri 10 glieli regaliamo noi, diciamo così. No, ma secondo me, scherzi a parte, il teatro è cultura e la cultura deve essere secondo me alla portata di tutti come la pubblica istruzione, come la sanità, deve essere una cosa accessibile a tutti. Dovete vedere veramente possiamo... il Teatro San Francesco pieno anche di anziani, di persone che mai si sarebbero sognate magari di andare al Pirandello ad Agrigento o al Teatro Margherita di Racalmuto o a Canicattì a vederlo. Invece a Favara hanno trovato il loro habitat naturale. Immaginate, non so se si fa anche quest'anno, ma credo di sì, che se ci sono magari degli anziani che vogliono venire a teatro ma non hanno la possibilità, il telefono a un accioppino, gli manda la macchina e li porta... Sì, noi abbiamo un servizio navetta per chi non ha la possibilità di recarsi al teatro, mandiamo la navetta e poi a fine spettacolo li riportiamo a casa. Questo è un servizio che ci fa onore, diamo la possibilità appunto a chi ha il piacere di assistere a diversi spettacoli e non ha la possibilità di venire. Che dire, io sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto, non solo io, anche dei collaboratori, devo ringraziare anche chi mi aiuta a pubblicizzare come voi, i giornalisti, in particolare la tua persona, perché diciamo sei stato un po' lo stretico di questa... Esatto. Non mi dai una lira, quindi non è nessuno prende nulla da rassegnati. Così Peppe ti deve rassegnare, siamo tutti rassegnati. Bene. Il prossimo appuntamento, Giappino? Il prossimo appuntamento è l'11 gennaio, diciamo, per quest'anno abbiamo chiuso con i primi 2 appuntamenti e ci aspettano l'11 gennaio Toto e Totino. Non ce n'è biglietti, non te le cataleate, sì, ma sold out ancora una volta, mannaggia. Ma si può fare una vita di sold out? Non lo capisco, cioè arrivare a fare sold out 20 giorni prima, cosa che veramente ci fa piacere comunque. No, vabbè, biglietti ancora per l'11 gennaio ci sono. Sì, tra l'altro è un varietà nuovissimo, non è il classico spettacolo di cabaret, diciamo, che hanno portato in scena prima d'ora Toto e Totino. E quest'anno, diciamo, porteranno uno spettacolo nuovo, avranno delle ballerine a seguito, un maestro, diciamo che è uno spettacolo nuovo, ecco, non è non classico, solo il solito cabaret tra i due. Bene. Sì. Complimenti a questa grande, meravigliosa realtà di Favara. Angelo, una cosa volevo chiedere. Ho visto proprio oggi che c'è stato Peppe Russello della SD Favara Runner che mi ha mandato la locandina. Si ripete anche quest'anno il Favara Run, come si chiama? Il Natale Run. Christmas Run. Diciamo che noi non facciamo nulla se non collaboriamo all'iniziativa come abbiamo collaborato nell'iniziativa natalizia. Ognuno ci mette la... Noi mettiamo, ma infatti l'unione è proprio questa. Cioè, l'importante è che porta la pacerrota e che non prendiamo, poi per il resto... noi utilizziamo il vero nome dell'associazione, noi facciamo associazionismo tra noi, quindi è una sorta di collaborazione nata così, in una sera dopo una pizza tra amici, ma perché non facciamo questa cosa, ma perché non collaboriamo? Quindi è nata questa collaborazione già che dura da un bel po' di tempo e ti dico che le cose nascono spontanee, senza nessun tipo di io, siamo noi, cioè, è bello quando diciamo facciamo questo, lo facciamo noi, non c'è l'io della situazione, ecco, quindi ci porta sempre a collaborare e cerchiamo di riuscire a fare sempre di più. Alessandro, partecipai al Favara Christmas Run? Sì, assolutamente. Microfono, grazie. È il primo lui che partecipa, già Anche ha partecipato a 5.30 e voleva essere davanti a tutti come se fosse stata una gara, no? Il primo Giuseppe c'era davanti a tutti. Sì, vabbè, indubbiamente, su quello non si è permesso di per superare. chi non lo sapesse, Favara organizza proprio con queste 2 associazioni il Virtual 5.30, che è una manifestazione internazionale dove alle 5:30 di mattina di un giorno
giorno prefissato dall'organizzatore, si devono fare 5 km e 300 metri per promuovere uno stile di vita sano, per promuovere il chilometro zero, perché ci deve essere frutta di stagione, ci deve essere insomma tutto quello che è l'amore per il proprio territorio. E quest'anno Favara è diventata prima nel mondo per il numero di partecipazione e per le finalità dell'iniziativa. È venuto proprio gli organizzatori Sergio e Sabrina a portare la medaglia numero 1. E questa esperienza, diciamo, solo per Favara si ripete anche per Natale, questo Christmas Run. C'è però un obbligo, Angelo. L'obbligo è quello del cappellino di Natale, è quello dell'obbligo. Poi se tutti vestiti di Babbo Natale sarebbe cosa ancora più grande. Però il simbolo del cappellino di Natale è obbligatorio, quindi quello è l'unica cosa che non se volete venire a fare una bella passeggiata sabato mattina a Favara, sono 5 chilometri, alle 7 puntualmente si parte da Piazza Cavour, si fa il giro per scoprire alcune belle realtà di Favara, si passa anche dalla Farm, dal Ponte Tre Archi, da Ortus, e poi in piazza con panettone, tè caldo. L'anno scorso c'era il vin brûlé. C'era il vin brûlé, anche quest'anno. E noi non mancheremo sicuramente con la nostra ape. Per il vin brûlé, dico. No, per l'ape. A che ora si mangia? Bene. Bravi veramente i Favara Runner, SD e anche i Fradici Runner che stanno facendo delle belle iniziative. Ritorniamo a quella che è la nostra scuola per il momento, insomma, è qua la Unipegaso. È ben difficile arrivare a voi, basta venire, insomma, iscrizione normale come tutte le scuole, tutte le università. Sì. Le iscrizioni sono aperte intanto tutto l'anno. Quindi in qualsiasi momento per questa offerta diversa, insomma, dal classico anno accademico di un'università fisica. Sì. Si apre l'iscrizione pronta a qualsiasi momento, e si inizia il percorso. Sì. Chi magari ha delle materie che ha sostenuto, dicevo, magari nelle università precedenti, facciamo una prevalutazione, e vediamo qual è il percorso adeguato in base alla laurea che sceglierà. Bene, vorrei ritornare ancora con AI, AI, buongiorno, ciao. Dicevamo questo rapporto, questa simbiosi tra due amici, non le voglio chiamare tra il padrone e il cane, ma tra due amici. In realtà siete diventati questo, Alessandro? Assolutamente sì, perché lui ormai fa parte della mia vita in maniera totale, quindi viene a fare sport con me, che sia in palestra col karate, ma anche uno dei miei hobby, che è fare trekking naturalistico. Quindi lui è sempre presente, tant'è che ormai gli amici mi dicono c'è AI? Sì, allora vieni. E infatti io, come ho detto stamattina al bar, ho detto ragazzi questa sera è a Target ospite AI, forse porta pure Alessandro, non lo so. Esatto. Sì, tra l'altro andiamo nello stesso bar, quindi lui la mattina viene a fare colazione con me, si mette in un angolo, si siede, mi aspetta e poi si fa la sua passeggiatina. Prima di parlare ancora di AI dobbiamo dire che Alessandro Caramanno è anche Ale Magic, questa tua passione per la magia, per fare un po' del prestigio, come arte della prestidigitazione, insomma fa un mago con le carte, sì, esatto. con tutto quello che sono le attrezzature, insomma. Esatto. Tagli anche le donne in due, no? Quelle no. Come no? Certo, sì, quello è un classico, quindi lo dobbiamo fare. Gli uomini, anche gli uomini, alcune mogli mi dicono tagli mio marito per favore, viceversa. La maggioranza. Sì, quelli fanno parte di tutto ciò che è il nostro armamentario. Abbiamo la donatella metale, levitazione, tutta un'altra serie di magie sceniche. Non solo bambini e ragazzi, ma anche gli adulti sono appassionati della magia. Assolutamente sì, anzi oggi esiste questo club magico Agrigento da me presieduto, che è un club magico ufficiale, fa capo alla CMI, che è il club magico italiano, dove ci sono appunto i migliori maghi al mondo, tra cui Silvan, Silvan è il migliore mago al mondo, è italiano ma è il migliore mago al mondo, nessuno lo sa, ma è esattamente così. Lui è uno di coloro che segue i nostri corsi e tutte le nostre attività. Iniziai per gioco, adesso è diventato un vero e proprio lavoro, quindi poi iniziai per i bambini, poi man mano adesso è interessato anche agli adulti, quindi fare un po' di... Noi siamo a Target fino a giugno, quindi magari la prossima volta ti invito come mago. Assolutamente sì.
Ritorniamo a AI, prima avevamo visto delle sue performance con i bambini, con la scuola di karate, però devo dire ho visto anche dei filmati che lui diventa anche intelligente, sa riconoscere dei colori, degli oggetti, delle lettere, così, no? Esatto, sì, io ho visto, scherzando, a casa una valigetta che facevo fare a mia nipote. Io conosco un grande fisioterapista e pedagogista di fama mondiale che si chiama Glenn Doman, che appunto ha ideato un metodo, si chiama metodo Doman, come fare leggere ai bambini entro i 3 anni e come fare leggere ai bambini entro i 3 anni 7-8 lingue diverse. Quindi l'impegno che lui dice di raggiungere è veramente elevato. E allora ho voluto fare per gioco un giorno con lui uno dei primi passi del metodo Doman e ho visto che assolutamente lo ha appreso all'istante. AI adesso distingue 5 parole scritte, 6 numeri, sia scritti in maniera normale che a puntini, i colori, perché molti pensano che i cani non distinguono i colori, invece i colori li distinguono, li vedono semplicemente più chiari, non vedono in bianco e nero, vedono i colori ma li vedono chiari, e quindi distingue anche i colori, tutta una serie di cose. Questi giochini che vedrete, che farò, naturalmente fanno sempre parte del discorso che dicevamo prima, non sono mai delle forzature o perché lui le deve fare, perché ha il premio, se no niente. Allora vengono fatti in maniera naturale, vede che lui ci sta e lo fa. Poi, essendo Nakita ha un suo carattere particolare, ci sono momenti che mi segue, altri che mi dice: senti, non è il momento, non mi disturbare, Lo fa capire, insomma, e sì. quindi io li lascio stare, non lo disturbo neanche. Ma le cose veramente che vedrete, ne fa ancora molte altre, tant'è che è seguito sui social, guarda, non ti dico come, perché ogni giorno ne combina una, ne fa una diversa. Le fa in maniera proprio spontanea, naturale, senza sforzo. Sì. Glielo dico e lui lo esegue. Prima di vedere il video voglio ricordare ai nostri ospiti che dopo passeremo, insomma siamo già purtroppo, l'ora è passata, no? Velocissimamente in questo caso, passeremo ai saluti e ricordatevi che qui a Target non si saluta nel dire grazie, buonasera oppure buon Natale, troppo riduttivo, generico, troppo semplice, troppo generico, quindi vi dovete sforzare per trovare, non lo so, una frase d'effetto, una citazione, un qualcosa insomma che veramente ci distingua e che però deve essere positivo. Noi non c'è il bicchiere, però è come se fosse un brindisi mezzo pieno, già pieno, va bene? Allora Piero, vuoi mandare in onda questo altro nuovo e bel contributo di quello che sa fare AI con il suo Alessandro? Qua o qua? Qua? Sei sicuro? Bravo! Bravissimo! Bravissimo! Attento, eh? Dov'è? Vediamo. Qua no? Qua sì. Bravissimo! Bravissimo! Aspetta. Dov'è? Qua o qua? Dov'è? Qua? Bravi! Mi dici che ora è? Bravi! 18 e 20 minuti, 19 gradi. Bravissimo, bravo Ai! Ok? Vai a prendere il giochino celeste, dai. Grazie. Adesso prendi lo scoiattolo. Prendi lo scoiattolo. Grazie. Bravissimo, scoiattolo. Adesso vai a prendere la volpe. La volpe, bravo, grazie, dammelo però, volpe, bella la volpe, adesso no, vammi a prendere la corda, la corda, bravissimo, questa è la corda, lasciala qua, fermo, blu, fermo. Rosso e verde.
Scegli quello rosso. Qual è quello rosso? Bravissimo. Quello verde? Bravo. E quello blu qual è quello blu? Dov'è quello blu? Ma che sei bravo, pure i colori scegli, bravissimo. Adesso scegli quello blu. Quello è quello blu. Quello è quello blu. Ah, quello blu ti sei preso. Ma che bravo, è troppo bravo, riconosci pure i colori. Bravo hai. Quello, adesso prenditi quello rosso. Ah. Ma che bravo. E quello verde dov'è? Bene, bravo, hai, bravo. Questo applauso è per te, eh? Ti sei svegliato? Bene. Siamo arrivati al termine di questo nostro appuntamento, come dicevo, sia l'appuntamento prenatalizio che natalizio, quindi sicuramente gli auguri di Natale arrivano da tutta la struttura di Televideo Agrigento a voi. Il mercoledì 25, noi come sapete registriamo il 25, quindi non andiamo in onda mercoledì, però poi ci rivedremo per la puntata di Capodanno, come al solito. Avremo anche qui il nostro Alfonso Bellavia, il nostro mago personale per l'oroscopo del 2020 in diretta con voi, e intanto siamo arrivati ai saluti di questa trasmissione. Spero insomma di avervi fatto trascorrere circa un'ora in buona compagnia. Abbiamo parlato di cose veramente belle ed interessanti. Grazie della presenza e della partecipazione a AI, questo magnifico esemplare di Akita Inu, assieme al suo compagno di avventura Alessandro Caramanno. Alessandro, il tuo saluto è quello di AI. Grazie a voi, noi vi salutiamo sperando che questo Natale vi porti tanto amore, che è quello che gli animali danno, e vi ricordo che averlo vicino e tenerlo vicino e amarlo è la cosa essenziale. Tu metti tante frasi, tante citazioni ogni volta che Esatto, fai esatto. delle foto con AI. Ci tengo particolarmente perché in giro noto troppa, tra virgolette, perché non voglio esagerare, malignità nei confronti degli animali. Noi sappiamo le ultime vicende che sono successe, quindi per quello io utilizzo anche il mio rapporto con AI per ricordare che sono degli esseri viventi, tra l'altro riconosciuti ormai in tutto il mondo come gli esseri senzienti, e quindi assolutamente dobbiamo fare in modo anzi di imparare da loro l'amore. Quindi vi auguro un Natale di amore. Grazie anche ad AI. Grazie a Giuseppe Chiappare e con lui a tutta la consulta giovanile sabettese. Grazie a voi per l'ospitalità, vi aspettiamo il 21 e 22 dicembre 2019 a Santa Elisabetta, dalle ore 15 alle ore 22 per il nostro Expo. Tante novità e tante sorprese. Grazie a Federica Terrasi e all'Unipegaso Agrigento. Grazie a voi, grazie per avermi ospitata e buon Natale. Grazie a Angelo Airo Farulla e a tutti i vespisti di Favara e non solo. Grazie a voi per la partecipazione, vi rinnoviamo l'invito giorno 21 sabato a partecipare all'iniziativa dei Favara Runners e dei Parigi Runners. Ci vediamo alle 7 in piazza Cavour, noi non mancheremo, e poi soltanto lancio un hashtag proprio per suonare quanti ancora ci vogliono seguire. Insieme si può, quindi se più associazioni vogliono partecipare alla riuscita di qualunque tipo di manifestazione che si organizza a Favara, noi siamo a disposizione di tutti, quindi insieme si può, impegniamoci e magari il prossimo anno a Natale possiamo fare ancora più cose. Buon Natale. Grazie a Giuseppe Cioppino Grapanzano, alla sua Ciop Group e naturalmente buona fortuna con Rassegnati. Grazie a voi. Il mio augurio è quello di impegnarmi personalmente in questo progetto, e mi auguro che la gente non sia buona soltanto in questo periodo, visto che si avvicinano le feste natalizie, ma per tutto l'anno. Che dire, rassegnatevi ad essere felici e a fare del bene per gli altri. Bene, grazie ai miei ospiti della presenza e della partecipazione a Target, grazie al nostro gentile pubblico, buon Natale a tutti, trascorretelo in serenità e ci vedremo all'anno nuovo. Ciao da Target.